Potere al popolo, potere al territorio, ancora buondì da Sammy Varin, RL Radio Libertà, 6 minuti dopo le 11 del mattino, solo un aggiornamento velocissimo con le ultime notizie. La Repubblica mette orgogliosamente in apertura la notizia della Corte Costituzionale, via libera della Cassazione, la Cassazione al referendum per l'abrogazione totale dell'autonomia. Questa l'apertura del sito di Repubblica. Altra notizia che mi sembra il caso di darvi, si parla di area Schengen, via libera del Consiglio europeo, abolite le frontiere con Bulgaria e Romania. Anche questo argomento su cui certamente torneremo e poi naturalmente le polemiche, perché si polemizza anche su questo, sul salvataggio di Yasmin, quelle grida disperate al buio, l'abbiamo trovata congelata, polemiche tra virgolette, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, ma pare che il padre sia in arrivo. Il sito del Corriere scrive: la barca di ferro, una ruota inutile e un padre sulla riva, perché quella della bimba di Lampedusa non è una storia di Natale. Qualcuno dice che potrebbe essere la fiaba perfetta di questo Natale, ma a ben guardare ci sono 1000 storie in questa fiaba. L'abbiamo messa sul tavolo questa notizia con tutta la simpatia e la tenerezza per una bambina lasciata sola in un viaggio del genere dopo un naufragio. Stiamo seguendo la situazione, chiedendo a voi ascoltatori anche un parere su questa terribile storia, ma adesso c'è un'altra storia, certamente, che arriva direttamente dal nostro Parlamento ed è quindi Qui Parlamento. Qui Parlamento. E ringrazio e mi scuso per l'attesa a Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega. Ciao Stefania. Ciao, buongiorno. Tra l'altro io sono in aula in fase di votazione del DDL concorrenza, quindi vi stavo seguendo anche la notizia sulla bambina e proprio questa mattina in aula c'è stato un intervento da parte del PD, non tanto per la bambina di per sé, ma per promuovere l'attività delle ONG che di fatto, secondo il PD, sono i salvatori della patria. In realtà quello che mi viene da dire è che ci si dovrebbe domandare il perché una bambina di 11 anni ha rischiato di annegare, perché noi dovremmo sì lavorare come stiamo facendo come sistema paese per far sì che questi bambini non siano costretti a scappare dal proprio paese, come poi possibili vittime di tratte, di nuovi schiavi, e anziché invece andare a lavorare sull'incremento di quelle che è l'operatività delle ONG che fanno da fattore attrattivo, quindi molti morti avvengono perché c'è proprio un discorso di attrattività perché vi sono le ONG in mare. Occorre sì lavorare, ma per far sì che il continente africano possa svilupparsi in modo da poter consentire ai propri giovani di poter vivere nella loro terra di origine. Con il piano Mattei si va in questa direzione, con una cooperazione che consente uno sviluppo e non come avviene invece attraverso le presenze cinesi e russe e turche, invece di depredare questo continente, con il rischio conseguente che l'immigrazione sarà ancora più consistente nei numeri e i primi ad esserne poi interessati saremo proprio noi italiani. Ecco, questo era un inciso che volevo appunto per la lettura di questa notizia di questa bambina che 2 giorni nelle acque fredde, che possa essere sopravvissuta, o è un miracolo oppure dovrà essere chiarito come è avvenuto tutto ciò. E io ti ringrazio per questa precisazione, perché proprio una polemica che mai avremmo voluto lanciare non ci permettiamo, però i nostri ascoltatori la stanno mettendo sul tavolo. La verità che hai appena detto è che siamo schiavi degli scafisti che ci portano qui chi vogliono loro, e anche le ONG un tempo dicevano aiutiamoli a casa loro, adesso dicono aiutiamoli
ma a casa nostra, e c'è stato un rivolgimento completo della mission delle ONG. Grazie davvero Stefania per questa puntualizzazione che mette ulteriore carne al fuoco per la giornata comunicativa di Radio Libertà. Io però volevo farti parlare 5 minuti su un altro argomento molto importante, l'esercizio della libertà sindacale per il personale delle forze armate e di polizia, su cui sei intervenuta l'altro giorno. Pucciarelli. Sì, allora noi dobbiamo partire da una sentenza che di fatto è una sentenza del 2018 che è intervenuta sull'articolo del codice militare che prevedeva l'impossibilità dell'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito del personale militare. E quindi abbiamo dovuto in pratica andare a modificare il codice dell'ordinamento militare proprio per rispondere a questa sentenza, e quindi si è arrivati all'approvazione di questa legge che ha modificato, trasformando quelli che prima erano i COCER, oggi i rappresentanti sindacali, con la legge del 46 del 2022. Che cosa succede? In questa modifica si sono dovute costituire le nuove associazioni sindacali attraverso quelli che sono i tesseramenti, e quindi ogni associazione sindacale deve arrivare a una quota minima, poi deve essere approvata dal Ministero ed essere inserita nell'elencazione nazionale, proprio per iniziare a pieno titolo ad esercitare quelle che sono le loro attività inerenti alla contrattazione collettiva. È ovvio che i nuovi sindacati non potranno organizzare scioperi, perché nell'ambito delle forze armate non è possibile. Perché si arriva a un'ulteriore deroga per il governo? Per il semplice fatto che le associazioni sindacali oggi non sono ancora costituite non tutti hanno una rappresentatività costituita e riconosciuta dal Ministero. La materia è delicata e quindi si è prorogato di ulteriori 6 mesi in pratica l'esercizio della delega del governo, ma proprio per consentire alle rappresentazioni sindacali di poter essere inserite nell'elencazione del Ministero e partire in modo operativo proprio una volta definita questa lista al suo completo. È ovvio che ci sono criticità in modo particolare per la rappresentatività, per quelle in modo particolare dove abbiamo dei militari nelle missioni internazionali, in alcune operazioni delicate di polizia giudiziaria. Qui si deve trovare un equilibrio tra quello che è l'operatività della forza armata e la rappresentatività sindacale. È evidente che non è un territorio facile, semplice, ma ecco, questa deroga considererà ancora un periodo per poter arrivare a un punto di equilibrio che non vada a creare dei danni dall'una o dall'altra parte. E su questo argomento sicuramente ci torneremo. Io per il momento ringrazio la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli per l'averlo messo sul tavolo. Buon lavoro Stefania! Buon lavoro a tutti voi e un saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento. Grazie e a presto. Qui Parlamento.
Posso farmi i complimenti perché questo è un pezzo veramente forte di Vincenzo Pantè, Quadro di Dalì. A 29 anni è chitarrista, tastierista, cantautore e autodidatta. Vincenzo Pantè che ci manda anche un saluto parlando di questa canzone. Ascoltiamo. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, sono il cantautore Vincenzo Pantè e tra poco ascolterete il mio nuovo brano dal titolo Quadro di Dalì. È una canzone che racconta di una persona che ha difficoltà nel riuscire ad amare, a fidarsi di qualcuno e ad esternare i propri sentimenti in una vita fatta di tradimenti e di tante, forse troppe parole. La stessa persona che incontra ad un certo punto della sua vita che può farle vedere ordine anche in quel disordine di uno spazio interiore, dove il tempo non è calcolabile in secondi, ma in attimi, come in un quadro di Dalì. Buon ascolto! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ah però, avete sentito Vincenzo Pantè, Quadro di Dalì, e io mi crogiuolo nella musica indipendente che non va da nessuna parte e va in onda solo sulla nostra radio, quasi solo sulla nostra radio. 11:19, il buongiorno si sente dal Varin ma anche dai vostri WhatsApp, ve l'avevo promesso, signore e signori, certamente tra un appuntamento e l'altro targato Lega anche le vostre meditazioni, il vostro umore, i vostri pensieri sulle notizie che abbiamo diffuso quest'oggi dalla rassegna stampa in poi, dopo le 7:30, e i vostri WhatsApp ne sono arrivati a decine al 340 6709 659. Sammy, basta stare a sentire PD e compagni. Il governo deve seguire la sua strada per la quale è stato eletto. Scrive Battista, fatto sta, signori, che ribadisco e discoriba l'apertura di Repubblica sul sito elettronico è autonomia, via libera della Cassazione al referendum per l'abrogazione totale. E si pensava che il fatto di avere parlamentarizzato l'autonomia fosse a quel punto inutile il referendum. Pappapiro, chiaramente anche qui altro argomento da adesso in poi al 340 6709 659 che potete assolutamente commentare, ma io vado subito ad ascoltare i messaggi arrivati qua perché ce n'è qualcuno anche audio, ad esempio questo, sentiamolo. Semi, buongiorno, sono Albino, non conosco le circostanze del salvataggio, però in mare, in questo periodo, l'acqua nella zona appunto della Sicilia, l'acqua è intorno ai 17 gradi, per cui il massimo della sopravvivenza può essere 15 ore, poi si muore. Altro non so dire. Ciao. Grazie Albino, ti ho un po' aumentato di velocità, ma va bene stess. Buongiorno Sam, io sarei per mettere tutti i sinistri sul gommone verso la liberata Siria, poi per sistemare le cose con tutti i clandestini rimandati a Bruxelles e Santa Marta. Mauro, ma sei proprio cattivo, siamo stufi di balle. La bambina salvata, l'unica con il salvagente camera d'aria, balle solo propaganda ONG. Non hai motori endotermici? Ma va a cagare Unione Europea e sanguisughe aggregate. Sono stato pragmatico, Sammy. Mauro, sei un po' volgare, però molto pragmatico, come il vice capo che hanno intervistato oggi al Corriere sull'argomento automotive. Dite a Forza Italia che sono migliaia le sentenze contro la multa. Stiamo parlando dei Novax, perché sono illegali e i ricorsi vinti con danno allo Stato. Sveglia imbecilli. Altra polemica di quest'oggi, ragazzi, certo, chi ha osato dire cavolo, meno male che la Lega, Fratelli d'Italia hanno cancellato le multe per chi non ha completato il ciclo vaccinale, ma già Forza Italia dice no, non va mica bene tutto questo. Berengario in Subrico saluta e chiede come si fa a resistere con gli abiti bagnati in mare con questo freddo? E secondo, come fa Burino a dire che il siero anti-Covid è efficace quando è stato ammesso ufficialmente il contrario? Come vedete, non potete dire che non siamo Radio Libertà, non siamo certo Radio Verità, perché la verità, lo dico sempre, sta nel mezzo, però stiamo ascoltando tutti i pareri, anche i più estremi, con grande rispetto, soprattutto per quella bambina che è stata ritrovata in mezzo al mare. Non sappiamo com'è andata veramente, forse non lo sapremo mai. Ora pare che il padre di questa bambina stia arrivando, ma c'è un altro messaggio audio, lo sentiamo. Le notizie
in merito alle vaccinazioni. Perdonami, ti diminuisco la velocità perché giustamente non c'è fretta, no? Vai. Riguardo le notizie in merito alle vaccinazioni, non crediate che in questi tempi Facebook e le altre social media vi censurino più di tanto. A me mi hanno censurato durante la pandemenza, allora sì che mi censuravano ogni cosa che scrivevo, anche se riportata da fonti scientifiche, come ha ammesso lo stesso Zuckerberg, il proprietario di Facebook. Sì, siamo stati costretti, ha detto lui, a censurare ingiustamente delle persone. Quindi ormai chi è stato fregato. Vi hanno venduto questa fialetta puzzolente, ve l'hanno inoculata queste belle multinazionali americane a cui avete creduto, e ormai non c'è più bisogno di censurare, il gioco è finito. Ciao. No, non è finito e io sono stato bloccato parecchie volte, ancora ora quando leggo le prime pagine dei quotidiani, se leggo la verità YouTube mi zittisce. Nel podcast non c'è tutto, manca oltre la pagina, fate qualcosa per favore, assolutamente sì, tranquillo, arriva e stiamo correndo dietro al tempo perché stiamo facendo parallelamente 3000 cose tutte in una volta, porta pazienza che arriva. Sono un insegnante non vaccinato. Mi hanno tolto il lavoro per 3 mesi e 10 giorni, quindi ho perso circa 10.000 euro. In più al rientro mi hanno chiuso in uno scantinato senza alcun incarico, con orario di servizio doppio rispetto al contratto e si badi bene con divieto di parlare con gli studenti. Abbiamo già pagato molto più di 100 euro. Questi parassiti invece delle multe annullate dovrebbero pensare ai decreti, quelli sì fascisti, che le hanno determinate. Sono tutti WhatsApp quelli che vi sto leggendo, segnatevi il nostro numero se ancora non ce l'avete sul cellulare, 340 6709 659. Siamo l'unica e l'ultima radio ancora libera. Il padre della bimba in arrivo andrebbe arrestato perché non può fare partire una bimba di 11 anni. È chiaro che su questa tragedia non sappiamo ancora niente, se aveva davvero un fratello che è morto nel naufragio, se aveva anche una mamma là sopra, pure lei deceduta. Bravo Salvini, le multe non si aumentano, si fanno i controlli con i vigili e i poliziotti in strada, scrive Silvio. Sì, ricordiamolo, è stato congelato l'aumento dovuto chiaramente perché tutto aumenta, anche le multe devono aumentare, l'inflazione, e ne parliamo tra un anno. Ancora WhatsApp, ancora un audio, sentiamolo. Sono Pier da Riccione. Ciao, in Pier. merito alla bimbona, contenti che si sia salvata, però rimane forte il dubbio di tutto questo giochino e francamente non è neanche più il caso di fare delle grandi notizie. Purtroppo queste cose avvengono, ma la cosa peggiore è che avvengono illegalmente. Allora, ci vogliamo mettere in testa che le persone possono girare per il mondo con i documenti e regolarmente? Se non sfuggono o scappano dalla guerra non sono profughi? È semplice. Se noi accettiamo questa regola che vale dappertutto, risolviamo questo problema ed è ora di piantarla con tutti questi finti buonisti che in realtà sono i veri negreri e carnefici di questa situazione. WhatsApp, inviateceli 340 6709 659. Spaccare il carroccio in Lombardia, una frase scema apposita per Boccaloni, scrive Marco a proposito del congresso della Lega questa domenica a porte chiuse, lo ricordo, e qualcuno dice che non si vuole spaccare per il fatto di avere 2 candidature, allora si spacca il carroccio. Ti dico, i giornali non sanno cosa scrivere, non hanno argomenti da scrivere in questi giorni, non ne parla nessuno di questo congresso. Fatto sta che questa domenica a Milano si sceglie il nuovo capo della Lega Lombarda, punto. Come fanno i giornaloni sinistri a sapere che la bimba clandestina è partita dalla Tunisia, addirittura da Sfax, addirittura che era in acqua da 3 giorni, la stavano aspettando? Sembra veramente una messa in scena. Noi non ci permettiamo certamente, perché il primo desiderio che ho avuto è di adottarla questa bambina, e poi magari ascoltiamo cos'altro può essere successo. Cosa ti ho detto, Sammy? Che il presidente di Forza P, non diciamo cosa, sono fondamentalmente nostri acerrimi nemici, e io se fossi responsabile Lega minaccerei, dopo aver provato con il dialogo, a levare le tende e lasciarlo, quel borioso e superbo
Tajano. Caro Gio, se usciamo dal governo è sempre la solita storia. Beh, prego, uscite pure. Chissà chi entra al nostro posto. Ciao Sammy, come mai non hanno trovato niente in mare nel naufragio? 3 giorni in mare con temperature così basse? Questa è una bufala, ci scrive Giorgio da Oristano. Tutti i giornaloni sinistroidi che enfatizzano il ritrovamento della bambina, poverina che è scappata dalla guerra, però nessuno condanna quei delinquenti che li imbarcano con il mare in tempesta, facendosi pagare fior di dollari. No, quelli non sono da condannare, ma solo da assolvere, e per caso se vengono arrestati, ti scrive Beppe. Ancora WhatsApp dalla ONG, delle ONG non ho una virgola di fiducia. Andrea da Roma, come si fa a credere a questa notizia che una barca di 12 metri possa trovare casualmente un naufrago in mare senza altri aiuti di un giubbotto salvagente? È meno probabile che io azzecchi un 6 al Super Enalotto per 10 settimane di seguito. È chiaro che è una situazione costruita a tavolina o del tutto falsa. Ripeto ragazzi, gran parte dei quotidiani di sinistra l'hanno enfatizzata in maniera pazzesca. La stranezza che ho rilevato oggi da uomo che ha fatto la rassegna stampa è che sui quotidiani di destra quasi non compare la notizia della bimba ritrovata in mare. Addirittura non compare sul quotidiano La Verità, e sul quotidiano Libero c'è un pensiero su questa cosa, dicendo che chiaramente il problema sono gli scafisti che ce li continuano a portare, e anche sul Giornale poco. C'è una differenza sostanziale di vedute, perché comunque una notizia o è una non notizia? Punto di domanda. Chi vivrà vedrà. Per il momento io mi fermo, ringraziando naturalmente tutti coloro che ci hanno scritto, che si stanno facendo sentire. La nostra radio serve apposta a questo. Sammy Varin torna domattina puntuale alle 7:30 e grazie ad Andrea in regia. Avete ascoltato Potere al Popolo.